Benvenuti ad un'altra puntata, cari telespettatori, di Insieme Idee e Persone, il talk show in onda in diretta, infatti sono le 20.01, dagli studi di Canale Italia qui a Rubano. Però ecco, avviso anche voi lo sapete che Canale Italia 84 trasmette su tutta Italia, quindi anche un saluto ai numerosissimi e affettuosissimi amici del Sud che ci seguono numerosi. Ecco, prima di andare a presentare i miei graditi ospiti, voglio subito, come dire, darvi indicazione di quelli che saranno gli argomenti più interessanti di cui parleremo, le basi, perché poi voi lo sapete che gli argomenti si sviluppano in maniera anche autonoma. Vorrei parlare della crisi del commercio e poi vi spiegherò anche perché, crisi dei centri commerciali, si parla di crisi addirittura dei centri commerciali, ormai il centro commerciale è diventato semplicemente una via di passeggio. In particolare Padova, chiusura del centro, le famose spaccate, l'ultima questa notte in un notissimo negozio del centro. Ancora il ministro Toninelli che alza il famoso braccio, oggetto di critiche da parte, diciamo, anche dell'opposizione, e ancora anche altri argomenti specifici dei nostri ospiti. In particolare, va bene, vedremo gli svolti del 4 novembre, della Festa della Liberazione, che tipo di risvolti ci sono stati. Ecco, vado subito a presentare i miei graditi ospiti, grazie a tutti innanzitutto della vostra presenza. Ecco, sicuramente l'onorevole Arianna Lazzarini, che in questo caso, ovviamente essendo anche del territorio, oltre che essere onorevole della Repubblica Italiana, dice io sono principalmente in questo caso sindaco di Pozzonuovo, che è un comune della provincia di Padova, segretario della 12ª Commissione Affari Sociali, Lega. Benvenuto onorevole. Grazie. Poi abbiamo il dottor Carmine Bianco, che è invece il portavoce del Movimento 5 Stelle di Montebelluna. Benvenuto dottore. Grazie dottore, grazie per l'invito. E ancora Antonio Bressa, che è assessore al commercio del Comune di Padova. Buonasera, buonasera a tutti. Partito Democratico. E ancora il dottor Carlo Cardona, che è responsabile regionale Veneto di Casa Pound Italia. Benvenuto Cardona. Buonasera. Ancora Roberta Sarasin, che è assessore al commercio del comune di Mestrino, che è in provincia di Padova, Lega. Buonasera. E da ultimo, ma non per ultimo, dottor Michele Celeghin, coordinatore provinciale di Venezia per Forza Italia. Buonasera, buonasera a Bene, tutti. benvenuti a tutti voi. Ecco, prima di farvi delle domande, ci tengo a fare un po' di promozione sulle nostre iniziative. Domani, sabato 17, siamo a Belluno, al centro congressi Le Torri, alle ore 15 in piazzale Nevegal, per raccontare in diretta. Abbiamo veramente, io ho invitato la cittadinanza, tutta la cittadinanza del bellunese, se possibile, al centro congressi. Abbiamo avuto un ottimo riscontro su Facebook per raccontare veramente quello che succede, quello che è successo, quello che sta succedendo nelle zone colpite dal maltempo, perché molto si è detto, molto non si è detto, il non dire è diventata la vera notizia. Io ho deciso di fare una trasmissione dedicata esclusivamente a questo argomento, quindi io con la mia troupe e con i miei assistenti andremo direttamente al centro congressi. Ringrazio in anticipo i politici locali che mi hanno ospitato, ci sono sindaci, ci sono assessori provinciali, consiglieri della città di Belluno, e andremo nel vivo per raccontare esattamente imprenditori che hanno vissuto direttamente, e anche le testimonianze delle persone che hanno vissuto direttamente di quello che è successo durante quei giorni là, perché purtroppo i mass media hanno abbandonato, e devo dire inspiegabilmente, il bellunese a se stesso. Io ho intenzione di portare avanti le istanze dei bellunesi, e domani alle 15 si parlerà di questi argomenti. Ancora, lunedì 26, invece alle ore 21, sempre su Canale Italia 84, ci sarà uno speciale Insieme delle Persone in Comune, dove per la prima volta parte questa nuova iniziativa, in cui avrò la possibilità, in questo caso col sindaco di Santa Maria di Sala in provincia di Venezia, di raccontare quello che succede in quel comune. Quindi nasce questo nuovo format Insieme delle Persone in Comune, per chi, qualunque amministrazione, sindaco, vuole raccontare qualcosa di quello che succede nel proprio comune. Noi rimaniamo a disposizione per raccontare il vissuto vero del comune. In questo caso partiamo
dal comune di Santa Maria di Sala. Quindi ricordatevi, lunedì 26 alle ore 21. Ecco, abbiamo detto, Bressa, lei partiamo direttamente da lei, la crisi del commercio, lei è assessore al commercio a Padova, quindi sta vivendo direttamente, diciamo, questa situazione. Ci vuole raccontare un po', perché ci sono state delle polemiche legate al discorso di chiudere il centro, quindi insomma i commercianti si sono ribellati, però poi avete difeso un po' la vostra scelta di fare, ci vuole un po' raccontare nel dettaglio. Sì, immagino che si riferisca alla questione della ZTL. Diciamo che sul tema c'è un confronto con i commercianti, perché la decisione che ha assunto l'amministrazione comunale è stata quella di portare, diciamo, la ZTL dalle 8 di sera fino alle 11:30 di sera, per il semplice fatto che all'interno del centro storico parcheggi non ce ne sono e abbiamo assistito sempre in questi anni a una sosta selvaggia che in qualche modo andava a dequalificare un luogo così prezioso come è il centro storico di Padova, che sta vivendo un periodo speciale anche di grandissima affluenza da parte di turisti. Allora, per mettere in piedi delle politiche di decoro abbiamo deciso di tenere le auto, a meno che non siano in qualche modo con dei permessi speciali, al di fuori, diciamo, del perimetro del centro storico. Questo ovviamente non va a incidere sull'attività dei commercianti, perché normalmente i commercianti non restano aperti con i negozi la sera. Qualcosa in più rispetto a questo può essere, diciamo, legato all'attività dei bar, dei ristoranti. Proprio per loro abbiamo previsto alcune deroghe, come la possibilità di segnalare le targhe dei clienti dei ristoranti proprio per venire incontro a queste esigenze. C'è un dibattito in corso, come è normale che sia quando ci sono dei cambiamenti, e questo è un cambiamento importante, però siamo dell'idea che già le grandi città hanno fatto questo tipo di scelte ed era il momento che anche Padova si assumesse il coraggio di fare una lotta definitiva a questo tema della sosta selvaggia, che per troppi anni non era stato affrontato. Poi per il resto con i commercianti c'è un dialogo molto positivo, un coinvolgimento pieno e stiamo anche raggiungendo degli importanti risultati. Padova è uno dei pochi luoghi dove oggi i negozi aumentano invece che chiudere. Abbiamo registrato un più 3% quest'anno. Abbiamo messo in campo delle politiche di incentivo, quindi con una detassazione per i negozi che riaprono in luoghi che erano chiusi, sfitti da troppo tempo. È una buona pratica, credo che può essere anche esportata in altre città. Molti ci stanno contattando per fare una delibera simile. Devo dire che è un progetto che è apprezzato da amministrazioni di qualsiasi colore, quindi insomma quando c'è da fare il bene del nostro sistema dei negozi, del nostro sistema del commercio, non c'è politica che tenga, ma siamo tutti alleati per aiutare i negozi a tenere le serrande alzate, le vetrine illuminate, perché sappiamo è il miglior presidio per la sicurezza, il miglior presidio per una socialità positiva che in un negozio si può creare, evidentemente in un centro commerciale o nell'acquisto online su Amazon un po' meno. Sara Sile, anche lei è assessore al commercio, magari è fuori diciamo, dal concetto di provincia. Spieghiamo che Mestrino è di fatto attaccata a Padova, no? Fondamentalmente. Siamo a circa 7 km dal centro di Padova. Benissimo. Ecco, quindi lei come assessore è d'accordo con quello che ha detto Bressa? Ma fondamentalmente chiudere il centro può essere sempre un problema. Bisognerebbe trovare anche delle alternative per chi effettivamente abita fuori e vuole andare in centro. Perché è vero che posso dire passo, che ne so, la targa per andare al ristorante o quant'altro, ma se io alla sera volessi anche andare a fare una passeggiata o chi più ne ha più ne metta, il problema a Padova sono i parcheggi, perché i parcheggi sono inesistenti e quelli che ci sono costano tantissimo. Quindi effettivamente bisognerebbe anche magari trovare un'alternativa. Per chi viene tipo da dove abito io, il problema sono i mezzi pubblici, anche di giorno, non solo la sera, perché di giorno chi abita fuori non ha la possibilità di avere l'autobus vicino, come può essere la PS, si vede a un autobus al giorno, addirittura la domenica da me non ci sono neanche gli autobus, quindi è impossibile raggiungere il centro. E se uno non si sposta in macchina non può andare ai negozi, questo è un grosso problema. Noi a Mestrino siamo tra l'altro il capofila del distretto del commercio che prende Mestrino, Rubano, Veggiano e Grisignano di Zocco. Quindi è un distretto nuovo, nato tra l'altro qualche tempo fa con la vecchia amministrazione che abbiamo ripreso in mano. Differenzia dagli altri che a Grisignano, quindi addirittura un'altra provincia, e stiamo sviluppando degli accordi di rete con le associazioni di categoria proprio per incentivare i commercianti e soprattutto ad aprire nuove attività.
Purtroppo il problema in Italia è la pressione fiscale, cioè questo è. Io mi rendo conto che aprire un'attività al giorno d'oggi è un rischio e ha dei costi molto alti, e questo lo dico. Ma voi a Mestrino avete pensato a qualcosa, diciamo, per incentivare il... Sì, stiamo pensando anche, come diceva il collega, di dare praticamente degli incentivi a chi ha i negozi sfitti da più di 12 mesi, in modo da abbassare magari gli affitti e di incentivare la gente ad assumere, cioè ad affittarlo il negozio. Quindi sì, qualcosa noi stiamo pensando, stiamo lavorando. Io sono assessore da 3 mesi, quindi siamo ancora in fase iniziale. Comunque abbiamo tante idee da sviluppare, questo Va bene. sì. Ecco, allora grazie Assessore, adesso vi lasciamo con un piccolo stacchetto pubblicitario, rimanete incollati al televisore perché abbiamo ancora tante cose da dirci. Grazie, a fra poco. Oggi incontriamo Nicola Corsano, editore di 78 pagine. Ecco, dottor Corsano, ci vuole spiegare un po' di che cosa tratta questa rivista 78 pagine? Certo, è una rivista che è cartacea, trimestrale, è un periodico che è monotico e tratta degli argomenti che riguardano la formazione, il coaching e la narrazione. Ecco, ci vuole anche spiegare un po' da quanto tempo è nata questa rivista, quali sono gli obiettivi, che obiettivi avete? La rivista, il progetto editoriale è nato quest'anno, siamo ormai in pubblicazione con il terzo numero ed è appunto un progetto che vedrà nel prossimo anno altri 4 numeri. È possibile acquistare la rivista sul nostro sito www.78srl.it oppure su Amazon. Bene, allora vi consiglio, grazie al dottor Corsano, di acquistare, ma più che altro leggere e fare proprio 78 pagine. Grazie a lei. Bene, eccoci di nuovo in diretta, sono le 20:14. Ecco, vi diciamo che contestualmente alla nostra puntata siamo anche in diretta a Facebook dal mio profilo personale. Bene, abbiamo parlato di commercio. Allora, Celeghini, lei che è stato anche, se non sbaglio, sindaco giusto in passato, la crisi, c'è stato un momento in cui tante saracinesche sono andate giù, la guerra dei centri commerciali, adesso invece addirittura si parla di guerra dei centri commerciali che sono in crisi, ma alla fine la crisi dov'è? Cioè, è una crisi di identità del consumatore che non riesce a capire cosa vuole, o è semplicemente che Amazon alla fine ha vinto su tutti? Ma io metterei un po' questo e un po' quello, nel senso che sicuramente le famiglie sono state meno incentivate nella spesa nel momento in cui il reddito delle famiglie, i poveri in Italia sono aumentati notevolmente, questo è un dato di fatto, quindi al di là di Amazon e al di là di quello che è successo con i centri commerciali. Ma per i poveri, scusi che interrompo, ma per i poveri ci pensa il reddito di cittadinanza? Ovvio. Poi Bianco ci dirà la sua, no, perché sono sicuro che sarà d'accordo con me su questa cosa. Certo. Penso che sia un argomento sul quale ci sono opinioni differenti. In ogni caso, ecco, io ritengo, rimanendo in ambito commerciale, che ci siano state delle congiunture economiche importanti che hanno fatto sì che anche la grossa distribuzione sia entrata in crisi. E se è entrata in crisi la grossa distribuzione, evidentemente i piccoli negozi ne hanno risentito in maniera maggiore. E non sto parlando evidentemente di realtà grosse come Venezia, Padova, Treviso, Belluno, ma sto parlando di paesi nei quali il commercio ha una sua vitalità, ma che evidentemente è vincolata molto anche alle realtà commerciali circostanti, per cui
fino a 6, 7, 8 anni fa il nascere di centri commerciali ha disincentivato il piccolo commercio. Adesso sono in crisi anche i centri commerciali e a mio avviso c'è anche un ritorno però della gente al commercio al dettaglio, nel senso che la gente comincia ad apprezzare molto di più il fatto di ritrovare un rapporto non solo qualitativo del qualità e prezzo nel negozio, ma anche il rapporto umano col negoziante che molto spesso nelle grosse realtà commerciali è stato perso. E soprattutto nei centri minori questo può essere ritrovato, però non bastano queste soluzioni, non sono soluzioni che evidentemente possono portare vantaggi a un certo tipo di commercio. Bisogna fare una politica di redditi. La politica di redditi la si fa nel momento in cui la gente ha più soldi da spendere e comincia e ricomincerà evidentemente a spendere. La ringrazio dell'assist perché io devo approfittare perché in effetti sono sempre molto fortunato quando il dottor Bianco ci viene a trovare, perché i 5 Stelle si fa molta difficoltà ad averli in studio, quindi, perché evidentemente è la loro policy. Allora, qualcuno ha detto, Bianco, che grazie al reddito di cittadinanza aumenta il prodotto interno lordo. Beh, chi mi ha Quindi, preceduto era partito bene, nel senso che aveva fatto una disamina abbastanza ampia e aveva proprio beccato proprio il punto, cioè quello del problema dei 5 milioni di poveri. Poi, come lei ha nominato il reddito di cittadinanza, ma io ricordo che invece a dicembre dell'anno scorso, durante la presentazione di un libro di Bruno Vespa, lo stesso Berlusconi era d'accordo con il reddito di cittadinanza. Andatevi a vedere il video che è in rete, era d'accordo, poi forse per una questione soltanto politica elettorale forse ci ha ripensato, non lo so, però l'articolo 36 della Costituzione, lo ricordo a me stesso, parla di pari dignità dei cittadini e quindi questo è un primo aspetto per il quale il reddito è stato pensato. Poi c'è il secondo aspetto che riguarda invece l'accompagnamento a trovare un posto di lavoro. E sappiamo benissimo che soltanto il 3% passa oggi per i centri di impiego, che sono gestiti da ottime persone, però purtroppo non hanno gli strumenti finanziari e gli strumenti necessari per farli funzionare bene. Quindi non ho pensato lei, sia quello che l'altro. Vuole aggiungere qualcosa? Sì, no, volevo semplicemente fare, ecco, visto che si diceva sono partito bene e sono finito male, sì. Io dico semplicemente questo, il reddito di cittadinanza è un sistema che sicuramente sul quale si vedranno gli effetti, non è un sistema che produce lavoro, non è un sistema che dà ricchezza al cittadino, è un sistema che crea una certa forma di assistenzialismo, infatti abbiamo visto dove il reddito di cittadinanza inciderà di più, che è a sud evidentemente, e molto meno al nord. Io penso che politiche del lavoro serie vadano fatte nel momento in cui si dà l'opportunità a un giovane di potersi realizzare nell'ambito lavorativo, della propria professione, della propria formazione, e questo dà certezza di futuro. Non gli danno i 780 euro al mese, che pur sono un risultato, come dire, sull'immediato importante, ma non si costruisce una famiglia, non si fa un futuro su questo. Questa è la politica che io penso sia strutturale e debba essere in qualche modo costituita per il futuro, perché evidentemente io propongo un reddito di cittadinanza delle persone e poi lo faccio come? Indebitandomi, ecco, voi pensate, insomma, ecco, che cosa significa questo? Le politiche, a mio avviso, vanno realizzate di pari passo con la sostenibilità. La sostenibilità, noi stiamo pagando, lo ricordo a tutti, il debito pubblico che abbiamo, è un debito pubblico che si è creato. Che non è stato fatto da questo governo. Certo, E chi l'ha detto? Credo che sia stato fatto comunque da questo governo. E l'ho detto io che è stato fatto da questo governo? No, non l'ho detto io. Ho detto che è stato un debito pubblico che è stato fatto negli anni. E questo è evidente, a mio avviso, poi posso anche sbagliare, il fatto che si fa storia e la storia insegna che se si è sbagliato si dovrebbe evitare di continuare a proseguire su questa strada. Allora io non sto mettendo in discussione il fatto che ci sia un governo che legittimamente vuole insegnare fa delle scelte. Continuiamo a guardare i conti, la ragioneria, non diamo delle risposte. Non sto mettendo in discussione il fatto che un governo legittimamente faccia delle scelte. Sto semplicemente dicendo
che nel momento in cui queste scelte sono e vanno nella direzione di dare dei denari, dare dei soldi, peraltro in un tempo limitato, senza creare una reale prospettiva di futuro a giovani e a famiglie, indebitandosi, ecco, dobbiamo una riflessione, a mio avviso, la dobbiamo fare. Dopodiché è distorcere proprio quello che stiamo facendo, veramente, cioè non lo so, veramente stiamo creando posti di lavoro. Stiamo parlando da 6 anni del reddito di cittadinanza e ancora non si conosce la manovra. Io suggerisco invece di scagliarsi con questo livore contro questa manovra, allora farsi un attimo un esame di coscienza. Finora le ricette che ci hanno proposto i precedenti governi non hanno funzionato, perché altrimenti non si capisce perché in 10 anni siamo passati da 1,5 milioni di poveri a 6 milioni circa. È chiaro? Quindi se qualcosa è stato sbagliato in passato, se in passato abbiamo fatto comunque delle manovre in debito, ok? Siamo arrivati al 133%, ok? Adesso invece cambiamo, ecco perché ci chiamiamo il governo del cambiamento, vogliamo cambiare registro e gli italiani ci hanno votato per questo, per cambiare rotta. La rotta fatta finora non ha funzionato e lo sappiamo benissimo, stiamo rientrando in recessione. Ok? Bene, però queste sono le manovre dell'anno scorso, non di quest'anno, che devono ancora essere applicate. Quindi mi sembra che vi state dando la zappa sui piedi dicendo che stiamo entrando in recessione, no? Ecco. Dico solo, se posso, una Sì, premessa. prego, onorevole, prego. Parlo perché chi diviene amministratore a qualsiasi livello, ne parlo anche con l'ex sindaco di Nuale, quindi magari ha fatto il sindaco in tempi diversi rispetto a quelli attuali, perché dal 2009, quando diventai assessore comunale all'epoca del mio comune e assessore contemporaneamente provinciale con la delega nuova della famiglia in provincia di Padova, adesso le cose sono letteralmente cambiate. Quindi è ovvio che chi amministra può anche ereditare, chi diventa sindaco o amministratore eredita anche delle situazioni pregresse, no? Nel momento in cui comunque un sindaco, un amministratore o in questo caso il governo è stato democraticamente eletto con un risultato ben chiaro il 4 marzo, bisogna dargli anche la possibilità di poter fare le proprie scelte, che sono scelte che bene o male sono state chieste anche dal popolo, il quale ci ha democraticamente, ripeto, eletto, assieme al reddito di cittadinanza, che deve essere visto come comunque non una forma di assistenzialismo, ma un aiuto per tutte quelle situazioni che non ce la fanno o che comunque non hanno più la possibilità anche di inserimento lavorativo, perché vedete, se una famiglia non ha la possibilità di spendere, ferma anche il volano economico, forse ci siamo dimenticati di questa cosa, perché io da sindaco di un comune piccolo ho tantissime situazioni di italiani che fanno fatica ad arrivare a fine del mese, ragazzi. Fanno fatica ad arrivare a fine mese. In una situazione amministrativa attuale, per fortuna l'attuale governo, mi permetto di ricordare, e questo a beneficio di tutte le amministrazioni, a prescindere dal colore politico, il 3 ottobre, con una semplice lettera del MEF, ha sbloccato i fondi del comune, sbloccando quindi gli avanzi comunali. Voi capite che per noi sindaci, a qualsiasi livello, io mi sono fatta 2 conti anche in casa, finalmente ho potuto sbloccare, tra l'altro i comuni virtuosi, un piccolo avanzo per far cosa? Per fare e dare delle risposte concrete ai cittadini, perché poi la gente non capisce mica qual è la burocrazia, i tempi lunghi per qualsiasi operazione. Confondo che avevo bloccato, che nei primi 5 anni, nei scorsi 5 anni, nessuno mai ci ha pensato, una semplice lettera del MEF, una circolare, e adesso nel pacchetto legge bilancio ci sono altri provvedimenti, li vedremo assieme naturalmente nei prossimi giorni, dove ci saranno anche ulteriori snellimenti per la burocrazia, perché un problema è anche questo. Quindi, per dirvi cosa, che se io lo vedo nel mio piccolo, e credo sia un problema comune ormai attuale, per Padova, per Mestrino, per Nuale, per qualsiasi comune del Veneto, è un aiuto, diciamolo così, per far sì che queste famiglie abbiano la possibilità di spendere. Legato a questo, però, ci sono anche altre iniziative che il governo sta portando avanti, perché per creare economia, giustamente, bisogna creare anche posti di lavoro. Mi riferisco alla legge Fornero, che noi stiamo portando avanti, con il mantenimento della legge Fornero, perché cerchiamo di far sì che la gente vada in pensione prima,
e creare quindi più posti di lavoro per i giovani. Esatto. Anche questo non è una cosa da poco. Esatto, Diminuire la pressione fiscale, soprattutto per i piccoli imprenditori, le partite IVE, i commercianti. Io sono figlia di commercianti, ok? Bravissimo. Per cui capisco e tasto con mano le difficoltà attuali. Cardona, la vedo in silenzio, cosa sta meditando, ci vuole dire? Brava, bravissima. Vabbè, io Sottoscrivo. sto ascoltando tutte le varie posizioni, immagino che voi sappiate, i miei interlocutori sicuramente, chi ci ascolta a casa, noi siamo ancora un soggetto abbastanza nuovo, che una delle funzioni di maggior proiezione delle proprie militanti di Casa Pound è proprio nel tentare di venire incontro e lenire quelle che sono delle situazioni sociali che si stanno aggravando, come tutti hanno riconosciuto in questo studio, è sotto gli occhi di tutti. Ovviamente Casa Pound rispetto ad una formula di sostegno al reddito delle famiglie non ha pregiudiziali particolari, cioè voglio dire, ben venga qualcosa che appunto lenisca quelle che sono le situazioni economiche disastrose. Riteniamo però che la semantica, cioè il significato delle parole, abbia comunque una funzione in politica, che è anche la politica stessa ha una funzione di educazione, e quindi la scelta stessa della formula reddito di cittadinanza dà una sensazione di, come dicevamo prima, assistenzialismo. Sappiamo che in realtà non è una forma di assistenzialismo in senso stretto, sappiamo che poi è un percorso che dovrebbe comunque avviare ad un percorso lavorativo, quindi a una semplificazione giornalistica, quella che viene fatta. Di fatto, se noi dovessimo ambire all'ottimo, come Casa Pound, noi preferiremo un lavoro ben retribuito, sicuro e ben pagato. Questo è l'obiettivo a cui si deve arrivare. Ci sono degli sbilanciamenti, voglio dire, senza girarci troppo attorno, che fanno capire come sia stata percepita come una misura di assistenzialismo, se non altro se vediamo nella ripartizione dei voti che ci sono stati, territori insomma che nell'assistenzialismo trovano più soddisfazione di alcuni bisogni. La vera partita, e qui mi riaggancio anche alla questione del commercio che si faceva prima, perché si sono messi sul tappeto molti temi, che però si incastrano in una qualche maniera l'uno con l'altro. La partita è che noi abbiamo aderito a degli organi sovranazionali che via via hanno eliminato tutta una serie di paletti che comunque garantivano un'industrializzazione del nostro paese. Mi riferisco, quando noi entriamo nell'UE e creiamo un enorme mercato unico che poteva avere delle potenzialità gigantesche perché univa paesi con circa degli standard socio-economici amalgamabili, ma poi questo mercato unico firma con il WTO degli accordi con la Cina e questo mercato unico viene invaso da merci cinesi con operai pagati 80, 100, 150 euro. Si assiste alla progressiva deindustrializzazione del paese, alla progressiva cancellazione di quella che è la distribuzione organizzata, si arriva quindi ad una forbice di persone che non hanno più lavoro, perché la produzione l'industrializzazione è da altra parte e non tutti campano di New Co, non tutti campano di servizi, non tutti hanno il ristorantino. Serve l'industria in un paese e popolazione quindi che non ha più potere d'acquisto. Sono ragionamenti enormi, noi guardiamo con grande fiducia al governo rispetto a certi temi, abbiamo perplessità rispetto a, paradossalmente noi vorremmo più coraggio in certe modulazioni, è una guerra, e ricordatevi non è una parola casuale, è una guerra incruenta, ma una guerra che si sta conducendo in maniera veramente terribile con organismi sovranazionali, con competitors internazionali, la balla che viene raccontata dello spread, lo spread non è un indice neutro, è un indice pilotabile, basta che Deutsche Bank una notte dismetta tot miliardi di titoli italiani e lo spread schizza, vuol dire che la Germania può determinare lo spread, non deve essere usato come indicatore, lo fa abitualmente. Mi preoccupa un po' di più quando vedo che il PIL decresce, quello invece però è Cardona, un lei non elemento. pensa che magari un po' di tasse in meno sul lavoro forse avrebbero generato lo stesso aumento della domanda che non Se noi avessimo molte più imprese potremmo avere una tassazione più bassa. Noi abbiamo assistito dal 2009 a numeri che forse nemmeno i bombardamenti della seconda guerra mondiale hanno provocato, cioè noi abbiamo
chiuso centinaia di migliaia di aziende, che fossero personali, che fossero piccole e medie imprese, soprattutto quelle sono state falcidiate. Questo vuol dire un gettito fiscale che immagino, ma vado a logica senza essere un economista, si è fortemente contratto. Il problema sta nella... voglio dire, la globalizzazione è bella perché tu il giorno dopo hai una bella cosa che hai ordinato su internet. Questo vuol dire però che tuo figlio non avrà un lavoro, che non ci sarà più il casolino qua, non so se tutti sanno cosa significa il negozio, diciamo. Per Nigotti, cancella tutto questo. Io mi riallaccio a quello che dice il dottor Cardona, chiedo scusa. Per Nigotti è stata acquistata da una proprietà turca, okay, e adesso sta mettendo tutti in mezzo a una strada. Certo. Adesso c'è il ministro Di Maio che, come ha fatto con Whirlpool, come ha fatto con il caso Ilva, si è impegnato perché questa expertise rimanga in Italia, perché la Pernigotti è un nostro simbolo nel mondo. E non possiamo permettere a questa globalizzazione che prima accennava il dottor Cardona. Abbiamo svenduto marchi importantissimi e allora sì, dottore, lei diceva prima si poteva fare un discorso per abbassare le tasse ai lavoratori, ma i lavoratori non ci sono. Il Jobs Act, ricordo a me stesso, che ha creato soltanto del lavoro precario. Cioè contratti che vengono rinnovati di anno in anno. Non abbiamo aumentato con quella misura. Guarda che con il decreto dignità che sono diminuiti i posti di lavoro a tempo indeterminato. Sono aumentati invece i posti a tempo indeterminato. Ci spieghi meglio, Bressa, ci spieghi meglio. Allora, insomma, sono dati abbastanza oggettivi, credo che si possa riconoscere, visto che la fonte non è Antonio Bressa, ma la fonte è l'Istat, che durante il periodo del governo di centrosinistra i posti di lavoro in Italia sono aumentati ben di 1 milione. Sì. Quindi ci sono 1 milione di persone in più, come si è detto prima, che hanno la dignità, un'ora alla settimana per entrare in quel milione. Bastava un'ora alla settimana. Avete un concetto di democrazia un po' particolare voi del Movimento 5 Stelle, però se mi lasci parlare poi la possibilità di replicare. Non faccia la vittima così, perché se lei ha detto una cosa che non sta né cielo né in terra, io la rinterrompo, è chiaro. Come lei potrebbe fare la possibilità dopo di replicare però rispetto al mio intervento. Un'ora alla settimana per l'Istat da quella persona come occupato, quindi ecco il milione spiegato. Spiegato dal fatto che c'è stata una politica di incentivi importante per cui le aziende, si parla tanto di togliere contributi, togliere tasse, questo è stato fatto, anche se non c'è la volontà di riconoscerlo da parte di tutti, e quindi assumendo un giovane non si pagavano i contributi inizialmente anche per molti mesi, addirittura per degli anni. E questa è stata una politica che ha portato ad aumentare molto i contratti a tempo indeterminato. Poi si dirà, ma senza l'articolo 18 non sono contratti a tempo indeterminato come quelli che erano prima. Ma le tutele c'erano e ci sono, perché comunque a fronte del licenziamento bisogna sostenere un indennizzo molto importante. Quindi non è vero che sono contratti che venivano rinnovati di mese in mese, perché il contratto no, non è così, perché è un contratto a tutele crescenti, un contratto a tempo indeterminato che non prevede di essere rinnovato, perché essendo indeterminato, lo si dice diciamo nella definizione del contratto stesso, è un contratto che non ha bisogno di essere rinnovato, e quindi sono aumentati molto i posti di lavoro in questo senso. Il decreto dignità, che aveva, come dire, la funzione di aumentare i posti a tempo indeterminato a fronte di quelli a tempo determinato, invece stiamo vedendo sempre l'Istat, non Antonio Bressa, che sta producendo gli effetti contrari, e questi sono altri dati oggettivi che tutti possono verificare collegandosi a casa con il sito dell'Istat. Ma la cosa che mi preoccupa di più è che servirebbero realmente delle politiche di come dire, incentivo fiscale, di abbassamento della pressione fiscale, anche in linea con alcune cose che sono state fatte. Beh certo, io la tassa sulla prima casa, tutto quello che si poteva burocratizzare per i piccoli commercianti, non si può continuare così a dire una realtà diversa. Fissare del 65% e noi in 4 mesi abbiamo la bacchetta magica per risolvere i vostri problemi. Le state rinnovando anche voi certe politiche che sono state introdotte dal governo precedente, perché il superammortamento, l'iperammortamento sono cose che state confermando. Dottore, abbiamo la cosa che mi capito preoccupa che il è che 4 marzo non ha significato nulla
per il PD. Scusate, Ho Il capito 4 che siamo marzo entrati- non siamo è entrati- entrato nulla. Ho capito che stiamo entrando in un Scusate. regime, non siamo No, più in ma democrazia. no, ma però, d'altronde, no, se ho scusate. la possibilità di completare il ragionamento, sarò brevissimo. Dico che i prego, soldi per fare queste cose non ci saranno, perché la questione dello spread, Deutsche Bank o non Deutsche Bank, come si diceva prima, vuol dire che noi, dei soldi che paghiamo come cittadini in tasse, invece che essere restituiti ai cittadini attraverso opere pubbliche, attraverso detassazione, attraverso incentivi, attraverso anche sostegno alla povertà, li spendiamo in interessi sul debito. Vuol dire che vanno dalle tasche dei cittadini direttamente alle tanto l'anno odiate scorso non- elite e finanziarie. l'anno scorso quando Allora, c'era il vostro quando, governo non si pagavano quando gli questo interessi? paese era un paese credibile, di interessi pagavamo molto meno, perché lo spread era sotto i 100 punti. Quando lo spread è ai 300, vuol dire che i soldi degli italiani escono dall'Italia e vanno nelle banche che ci devono finanziare il debito. Questa è la verità. E andando avanti di questo passo e aprendo il conflitto con la comunità europea, lo state facendo ancora di più, non avremo più le risorse per fare politiche di incentivo alla Sì, nostra sì, certo, economia, la ma comunità anzi europea avremo fa un macigno sulle spalle dei giovani che si troveranno a pagare gli errori di questa classe politica. Quante volte abbiamo Della detto vostra negli anni classe 70, politica. negli anni 80 La hanno fatto le vostra. baby pensioni, hanno non fatto ho tante parole. E chi l'ha fatto? di quei privilegi messi in campo per una l'hanno politica consociativa, e li stiamo pagando oggi quegli errori. l'ha fatto? In futuro Chi pagheremo l'ha gli errori di fatto? questa stagione. Chi l'ha fatto? Beh, io se posso dire una cosa, credo che questo governo qua abbia trovato una situazione abbastanza difficile e Disastrata. disastrosa. L'ho detto prima. Cioè, Veramente- però, e sono d'accordo con quanto è stato detto prima. Adesso criticare questo governo che si sta trascinando, tra l'altro, i difetti di quello precedente mi sembra un po' assurdo. Noi dobbiamo fare gli interessi degli italiani, non gli interessi della comunità Sono europea. evitare che i soldi Cioè- degli italiani siano pagati in interessi sul debito. Noi dobbiamo creare L'anno scorso forza non si pagavano lavoro. gli interessi, non ho capito. si pagava 80 molto meno, miliardi, si 80 pagava molto miliardi meno. si pagavano, Ho dai, capito. non facciamo Ma i ci giochi sono- su queste posso cose. dire- ma ci no, sono no, 10 capito. miliardi di interessi Lo in più dico facendo anche due con volte il le sorriso, cittadinanza. scusatemi, la battuta che faccio anche qualcuno ogni tanto, dai. tanto sono gli stessi discorsi che sento in Parlamento, per cui vabbè, ognuno fa la sua parte, Oh. siamo noi il governo, bene, avremo la fortuna di durare 5 anni, non si sa, nessuno prevede il futuro. Alla Per il fine momento si faranno siamo i stati conti. eletti democraticamente Certo. dal popolo, la prossima volta il popolo eleggerà, deciderà qualcos'altro. Mi sembra che i risultati, anche per quanto riguarda, se così fosse che il governo precedente avesse operato e lavorato bene, avrebbero avuto altri risultati. Così non è stato, dateci la possibilità. Te lo dico in maniera umile, come tu adesso sei il governo che stai governando Parva e per cui tu hai una responsabilità con i tuoi cittadini, come ce l'ho io e come l'hanno tutti qua dentro in questa sala, dateci la possibilità di lavorare. Se lavoriamo male, fra 5 anni torneremo alle urne, il popolo deciderà. Ma siccome finora il popolo, il governo precedente, bene o male, noi stiamo semplicemente cercando, con non poca difficoltà, di ascoltare quelle che sono le esigenze reali dei cittadini, che non sono grandi cose, Lavoro, abbassamento pressione fiscale, sicurezza, altro tema importante, per cui dateci la possibilità di lavorare, fra qualche tempo poi eventualmente vedremo se abbiamo lavorato bene oppure no, ripeto, con una situazione non facile, ok? Ok? Ecco, dateci la possibilità. Dopodiché il popolo è sovrano, deciderà cosa fare. Io sono molto d'accordo con quanto dice l'onorevole Lazzarini, scusami. Volevo solo sottolineare un paio di cose, ecco, che noi siamo stati democraticamente eletti, Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia in una coalizione e il Movimento 5 Stelle ha navigato da un'altra parte, dopodiché c'è stato il cosiddetto contratto di governo che ha fatto sì che questa coalizione, alla quale io auguro lunga vita, 5 anni spero e anche più, anche se mi dispiace constatare quotidianamente che è una coalizione che dimostra tutta la sua fragilità non dico ogni giorno, ma ogni ora che passa. Vabbè, che tutti basi sui giornali, naturalmente. Da qua, posso dirne tante di cose all'interno dell'aula, io sono colleghi di Forza Italia. Io sono certo che i senatori che se ne stanno andando dal Movimento 5 Stelle, sono certo che le divergenze sulle grandi opere, sono certo che il fatto che l'80% del reddito di Forza Italia si sta avvicinando alla Lega, però se la buttiamo che il reddito di cittadinanza, l'80% del reddito di cittadinanza vada al sud. Ecco, sono convinto che tutti questi temi siano temi importanti sui quali evidentemente il governo saprà fare sintesi e lo farà
bene per 5 anni. Ecco, mi premeva dire questo, e cioè che in questo momento c'è questo tipo di coalizione che io rispetto sempre le coalizioni che si sono formate più o meno assieme, ecco questa in maniera anomala successivamente, ma sono stati, mi risulta, dei tavoli insomma regionali anche con Forza Italia e Fratelli d'Italia che non hanno voluto, perché noi abbiamo avuto una responsabilità per governare, e poi non hanno voluto trovare una quadra. Evidentemente la quadra la quadra numerica, e confidiamo che questa quadra numerica continui, ecco, al di là delle defezioni che ci sono quotidianamente, delle divergenze che ci sono, ma non ci sono perché lo dice Celeghin o perché qualcuno vuole augurare del male a questo governo. Ci sono perché la Lega e il Movimento 5 Stelle sono due cose molto profondamente diverse. Non è vero. No, sta nella responsabilità. Sì, allora, qualsiasi persona è diversa rispetto all'altro, anche all'interno di una famiglia. Celeghin, per piacere. Sì, no, ma non lo sto dicendo. Anche all'interno del tuo partito, del mio, siamo persone comunque diverse. Sta nell'intelligenza e nella responsabilità delle persone di governare, abbiamo in mano la responsabilità del paese. Benissimo, io infatti auguro lunga vita a questo governo e spero che duri 5 anni. Ma lo dico sinceramente, non lo sto se un amico mio, se lo conosceste, io quando mi dico ma cosa pensi? Io spero durino, dico sempre spero durino. Spero durino perché poi alla fine della fiera l'elettore, ecco, come dite voi, ha bisogno di confrontarsi su fatti. Non su proclami, non su tweet, non su Facebook, non su idealismi, non sul fatto che, ecco, devo dire, ha bisogno di confrontarsi su fatti. E per confrontarsi su fatti, Cardona, secondo lei è vero quello che dice Celeghin, che praticamente 5 Stelle e Lega sono un po', diciamo, una coppia disarmonica, alla fine quello ha detto Celeghin. Beh, intanto bisogna vedere di quale Lega si parla, se la Lega salviniana o la Lega, diciamo, tradizionale come l'abbiamo conosciuta negli ultimi 25 anni. Noi per parte nostra come Casa Pound abbiamo avuto un percorso qualche tempo fa di avvicinamento alla Lega, c'è stata qualche interlocuzione ufficiale, meno ufficiale. Sicuramente quello che è un progetto di stampo sovranista è un progetto che, se non altro perché è una novità, dopo 5 anni di asfissia di sinistra, ci piace o comunque ci interessa. Non abbiamo poi partecipato, non siamo entrati in Parlamento, insomma. Questo non vuol dire che non sia evidente come le due creature abbiano una genesi, cioè mi riferisco a Lega Nord, Movimento 5 Stelle, che è agli antipodi, una forza che si è radicata sul territorio, nascendo in maniera armonica negli anni, producendo amministratori, l'altra invece è diciamo, non voglio dare un'accezione negativa, un esperimento piuttosto coraggioso, innovativo, che ha prodotto un altro tipo di classe dirigente. E poi però le alleanze si fanno sui programmi, ok? Quindi se questa compagine riesce a mantenere quello che sono gli obiettivi che si sono posti, non vedo particolari stranezze nel fatto che procedano lungo una legislatura per 5 anni. Ripeto, quello che a me, anzi forse in certi tratti si compensano a vicenda, voglio dire, quello che io spero veramente sia che questo governo, che finalmente cambia tutta una mentalità, perché noi siamo sul crinale di una differente mentalità che si sta affermando. Abbiamo avuto anni di fascino europeista, fascino globalista, fascino immigrazionista, con la gran cassa di risonanza di cultura, intellettuali, giornali, media che pompavano su questo tipo di influenza. Io penso che poi tutte le società hanno una reazione e questo governo penso che sia una reazione rispetto a un stress che questo monologo aveva provocato. Che poi è anche in tutta Europa questa cosa qua. È una cosa che stiamo vedendo in tutta Europa e anche extra Europa, se vogliamo. Ricordo che Trump, voglio dire, è stato eletto con promesse di protezionismo, quindi voglio dire che può sembrare strano nella grande potenza imperiale di questo millennio, di questo inizio millennio, però voglio dire, tutti i paesi stanno facendo una riflessione rispetto al proprio sovranismo, perché quello che è stato fatto, cioè dare la propria sovranità a consessi che poi hanno traslato sul campo unicamente finanziario e economico, perché ribadisco, noi non siamo contrari all'Europa, ma deve essere un'Europa dei popoli, deve essere un'Europa che ha nelle proprie tradizioni, nelle proprie origini, crea un sentimento di popolo e poi arriva a fare economia assieme. Se il presupposto del fare l'Europa è tasse,
firme con il WTO, piuttosto che tutte queste schifezze che ormai la gente non sopporta più. Poi alla fine. Prego, scusi. Limitazione ai consumi, PIL. Sì, ma queste sono cose che alla gente non interessa. Le banche che hanno chiuso i rubinetti. Ecco, senta, Vanessa, volevo chiedere, molti hanno criticato rispetto al governo attuale, Cardona ha fatto un quadro abbastanza, secondo me, molto lucido, freddo di quello che è una scelta che in tutta Europa si sta verificando. Io mi ricordo che qualcuno ha criticato sui giornali questa differenza. Renzi, una volta eletto primo ministro, la seconda cosa che ha fatto dopo la firma è partito, è andato a baciare le ginocchia, no? Qualche articolista, qualche giornalista di Merkel e all'epoca insomma il presidente francese, non mi ricordo il nome. Invece qui è tutto il contrario. Cioè, secondo lei non è che magari Renzi facendo così sia un po', diciamo, danneggiato? Ma guarda, torno un po' a costo di essere noioso al tema di prima, quello del nostro enorme debito pubblico. È un debito pubblico che si finanzia e quindi che ci permette di pagare gli stipendi, di fare in modo che si possano pagare le pensioni, di tenere in piedi i conti attraverso una dimensione di dialogo tra l'Italia, il resto d'Europa e il resto del mondo. Per cui costruire delle relazioni positive con i nostri interlocutori è la condizione prima per poter tenere in ordine i nostri stessi conti, perché riusciamo ad avere quella fiducia internazionale che ci permette di non pagare troppo gli interessi. Quindi io credo che come dire, questa costruzione di un dialogo con l'esterno sia un qualcosa di molto positivo proprio per anche come dire, un ritorno concreto economico per il nostro paese. Ma se non sono in buona fede i nostri interlocutori? Ma io credo, oddio, bisogna riconoscere che ogni interlocutore ha i propri interessi di partenza come tu hai i tuoi. Come è andata bene. Però io non credo che isolarci rispetto a tutti i partner mondiali, se non Putin e Trump, che sono i primi che hanno l'esigenza che l'Europa si sfaldi per essere loro più forti nelle dinamiche mondiali, sia una politica lungimirante. Io penso, e tanti come me pensano, che dentro diciamo un continente come l'Europa e un'alleanza forte con i nostri partner europei si possa essere forti nel mondo anche per sostenere delle battaglie rispetto ai nostri partner internazionali, rispetto al mercato cinese, rispetto ai tanti temi che oggi non possono essere più affrontati a livello nazionale. Uno su tutti, il cambiamento climatico. Pensiamo di affrontare il tema del cambiamento climatico solo come italiani senza dialogare con il resto del mondo? È impossibile. Pensiamo di affrontare il tema delle migrazioni solo come italiani senza superare Dublino, parlare con il resto dell'Unione Europea? È impossibile. Un caso proprio su questo: se siamo riusciti diciamo, con il ministro Minniti nel termine dell'esperienza di governo di centrosinistra a ridurre gli sbarchi, è stato perché non abbiamo insultato i nostri paesi partner dall'altra parte del Mediterraneo come si sta facendo oggi, ma perché si sono costruiti dei rapporti bilaterali che ci hanno permesso di stoppare le partenze dei barconi. Invece, voglio vedere, andando avanti, insultando tutti, si può raccogliere qualche applauso, qualche like su Facebook, ma alla fine l'Italia oggi è più isolata, più povera, non ha una prospettiva lungimirante davanti e rischia grosso. La Francia ha bombardato la Libia e poi se n'è andata e poi sbarchi. Ma allora il discorso del dialogo, del dialogare con gli altri è corretto, ma questo non significa che se io dialogo devo fare quello che vogliono gli altri. Bravissima. Cioè noi abbiamo perso il senso di nazione, nel senso, cioè noi non siamo uno Stato che effettivamente sta alle dipendenze di una Germania, di una Francia, di un qualsiasi altro Stato. Abbiamo che noi i nostri diritti e la nostra dignità. Questo è il problema attuale che l'Europa adesso... E la nostra per dignità, la prima volta brava. l'Italia sta dicendo... Stiamo puntando i piedi, ci siamo anche noi. Ci sono le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra storia. Per quanto riguarda, do un dato, se posso, sugli sbarchi, l'immigrazione. Dati Viminale, 1 gennaio 2018, e adesso insomma siamo passati a meno 92.000 sbarchi e da 54.000 Minniti, adesso governo, diciamo, periodo ministro Salvini a 8.000, per cui insomma significa che qualcosa magari si poteva fare anche prima, cioè, ecco questo. Tornando al discorso dell'Europa, nessuno dice di isolare l'Italia, come ho detto prima, forse finalmente c'è un governo che dice abbiamo una dignità anche noi, non vogliamo più sottostare a determinate regole impositive che in questi ultimi anni non ci hanno rispettato per nulla.
Made in Italy, agricoltura, tutto su tutto e anche sul tema dell'immigrazione, perché se è vero che siamo un'Europa, tra virgolette, dico tra virgolette, di popoli, come la stava intendendo il mio collega, così non è stato, perché la maggior parte degli sbarchi è sempre venuta in Italia. Onorevole, la interrompo e andiamo avanti con la pubblicità e poi sicuramente riprendiamo i nostri argomenti. Alessandro Ballan, grazie di essere intervenuto come ospite qui, anzi come testimonial della rassegna stampa di Insieme delle Persone in Comune a Santa Maria di Sala. Questa passione per il ciclismo ha coinvolto anche Santa Maria di Sala. Cosa ne pensa di questo arrivo così importante, quasi alla fine del Giro d'Italia del 2019 qui a Santa Maria di Sala? Sono stato coinvolto da una telefonata e semplicemente quando si parla di ciclismo con la C maiuscola è inevitabile per me non essere presente. Io abito poco lontano, Castelfranco Veneto, quindi ho colto subito l'occasione per essere qui. Senza ombra di dubbio sarà un bellissimo arrivo in volata, perché la tappa è sì lunga ma non è molto dura, e quindi io credo che ci potremmo godere nell'ultima settimana uno degli sprint più veloci di tutto il Giro d'Italia. Stiamo preparando la conferenza stampa per Insieme delle Persone in Comune a Santa Maria di Sala. Siamo qui, venite con me. Allora, innanzitutto il motivo per cui siamo qua, devo ringraziare il sindaco in primis e tutta l'amministrazione comunale di Santa Maria di Sala che ha accettato la nostra proposta di coinvolgere il nostro format Insieme alle Persone con una caratterizzazione più legata al comune, di quello che succede all'interno del comune. In questo caso lo spunto è automaticamente venuto fuori per parlare del Giro d'Italia che arriverà il 30 maggio direttamente qui a Santa Maria di Sala come tappa. Quindi dal mio punto di vista il ciclismo è non solo sport ma anche socializzazione, anche persone, ragazzi che invece di stare al bar, invece di stare diciamo, a non far nulla, si possono dedicare a un'attività sportiva sana che insegna a socializzare con i colleghi, con le persone con cui si è in gara, che insegna il valore della sana competizione. Quindi quando il sindaco Fragomeni, che ringrazio ancora, mi ha proposto questa cosa, io l'ho accettato subito perché comunque ci tengo moltissimo anche a questo aspetto sociale. È giusto che in Veneto si parli ancora in maniera così forte, ancora più in maniera più determinata di ciclismo, e magari speriamo che grazie anche a questa trasmissione possiamo prenderci qualche punto rispetto ad altri sport come al calcio e anche magari hanno maggiore visibilità. È un evento storico che a Santa Maria di Sala non è mai successo. Avere il Giro d'Italia che arriva in Santa Maria di Sala ci riempie d'orgoglio, ma ve lo dico subito e sgombriamo il campo: il merito non è nostro, il merito è di un uomo che da tanti anni si batte e si impegna perché Santa Maria di Sala possa essere la capitale del ciclismo del Veneto. Le sue sensazioni, le sue emozioni quando le hanno detto che a Santa Maria di Sala il 30 di maggio c'è la tappa del Giro d'Italia. Onestamente io non ci volevo credere, perché è da tanti anni che aspiravamo a un traguardo così importante
ma il merito, lo dico sempre, non è mio, ma è della tutta la squadra che lavora, i nostri ragazzi che si danno da fare. Cavaliere, quanto tempo ha impiegato per far arrivare Santa Maria di Sala? Diversi anni, dico 20 anni per farlo arrivare, però le richieste sono state da 5 anni a sta parte. Bene, poi Fiore, lei che è l'assistente di... È vero quello che ha detto Bruno, oppure Modesto? Allora, per Bruno è stata la sua grande... L'arrivo del Giro d'Italia è la sua grande perseveranza, sicuramente. Bene, eccoci di nuovo in diretta, sono le 20:55, vi ricordo, ecco, lì avete visto la conferenza stampa, abbiamo già registrato la puntata nel 26 in comune, insieme delle persone in comune, però invece vi ricordo domani Piazzale Nevegal Belluno dalle 15, e anche lì la cittadinanza è invitata, quindi vi aspettiamo numerosi, ci sono almeno 10 persone del mondo della politica, del mondo dell'imprenditoria che ci racconteranno veramente che cosa è successo, non in maniera filtrata, perché ricordo che insieme delle persone non è un format, diciamo, di una emittente particolare, questo è un format indipendente, quindi non dobbiamo, come dico io, baciare le ginocchia a nessuno, siamo indipendenti, quindi non abbiamo nessun interesse a non dire la verità, diciamo le cose come stanno e abbiamo l'orgoglio di poterlo fare. Qualcuno ci invita in questo senso a fare così e noi con orgoglio lo diciamo e lo facciamo, siamo in prima linea con la ricerca della verità. Cardona, cambiamo un po' discorso, 4 novembre Trieste, brevemente siamo in chiusura, abbiamo solo 3 minuti, il sindaco non vi voleva, invece poi avete fatto una bella manifestazione. Abbiamo fatto una manifestazione stupenda con i triestini e ci sono le foto che applaudivano dai balconi. Abbiamo avuto il dispiacere, presto superato grazie a questi applausi, di vedere la solita canea dei centri sociali, dei movimenti che dovevano contestare oltretutto una celebrazione rispetto ad un periodo storico che col fascismo nulla c'entra, visto che si parla di prima guerra mondiale, ma poi voglio dire l'importante era contestare noi. Quello che abbiamo voluto fare è stata una cosa molto semplice, riporre un momento di condivisione rispetto ad un evento sicuramente apocalittico, ma fondativo di quella che è stata la storia italiana. Benissimo. Onorevole Lazzarini, so che lei è molto impegnata nel sociale, è stato sempre, io mi sono documentato. Sì, dal 2009, provincia, regione, volevo fare abbiamo pochissimo tempo, prego. Una breve, complimenti per la trasmissione con i sindaci, grazie, lodevole, e complimenti anche per l'iniziativa di domani. Ricordo appunto quello che è successo a Belluno, noi lo stavamo vivendo giù a Roma, ricordo che a ieri i Veneti, questo è il cuore del Veneto, qua siamo tutti comunque Veneto, abbiamo raggiunto 1 milione di euro, donazione, continuate a farlo perché queste popolazioni, come giustamente ha ricordato lei, dottore, sono state purtroppo dimenticate, per cui un gran impegno. La solidarietà di Veneti è tanta, io sono nel sociale da sempre, sto portando avanti il mio progetto di legge sul riconoscimento della cefalea cronica come malattia sociale, un progetto che portai avanti ancora nel 2011 quando ero consiglio regionale. Abbiamo già, e faccio un accenno con i 5 Stelle noi, al Parlamento problemi per ora di nessun genere, la commissione è stata approvata all'unanimità. Abbiamo un Dicastero nuovo col ministro Fontana dove sono stati stanziati dei fondi importanti per le politiche familiari, 300 milioni di euro, anche per le regioni altri 120 milioni di euro, insomma. Bene, complimenti perché il discorso della cefalea è sicuramente un problema diciamo sentito perché tante persone soffrono di questa malattia. Una malattia silenziosa ma molto invalidante. Molto invalidante. Bianco, so che lei avrebbe piacere di fare una dichiarazione ufficiale a proposito, ci vuole dire? Sì, questa settimana è comparso un articolo secondo il quale io avrei preso le distanze dall'avvocato Armand di Don Torta. È tutto falso, io lavoro a fianco dei truffati delle banche venete, mercoledì ci siamo visti, abbiamo ancora lavorato pancia a terra e questo governo farà di tutto per venire incontro ai cittadini e non più alle banche come è stato fatto in precedenza. Come già sta succedendo. Bene, Saracini, vuole aggiungere qualcosa anche lei? No, niente, posso dire semplicemente che secondo me questo governo sta lavorando bene. Volevo collegarmi prima a una cosa che diceva lui, loro non è che si devono volere bene, loro devono fare il bene degli italiani, bellissimo. Quindi devono lavorare insieme. La cosa la stanno facendo molto bene per quanto mi riguarda.
ripeto, hanno trovato una situazione pessima, indefinibile secondo me, quindi lasciamoli amministrare, lasciamoli governare, fra 5 anni potremo dire hanno fatto bene, hanno fatto male. Per quanto mi riguarda, tutta la mia stima, stanno lavorando molto bene. Celeghin non si candida annuale, niente, allora mi diceva prima. No, annuale stiamo lavorando in un bel progetto, io credo nel rinnovamento, e il rinnovamento andrà avanti con delle persone anche nuove, non devono esserci sempre le stesse persone per tutte le stagioni. No, stavo sorridendo perché io raccontavo prima, dall'89 faccio l'amministratore locale e ne ho visti di governi e non ho mai trovato un governo che all'inizio del mandato non dicesse che quello precedente non aveva lasciato una situazione disastrosa. Ecco, io sono convinto che tutti i governi abbiano lasciato delle situazioni disastrose e comunque auspico che dalla politica degli annunci si arrivi alla politica dei fatti. Grazie. Bressa, vuole dire qualcosa in chiusura? Cosa possiamo fare ancora per il commercio a Padova? Io mi aggiungo volentieri, al di là delle considerazioni sul governo, per le quali ovviamente ho un'idea ben diversa e spero che non si creino troppi danni, ovviamente anch'io tifando Italia come normale per tutti noi che siamo impegnati in politica. Dico che abbiamo deciso, riallacciandomi alla questione della solidarietà del Veneto, anche Padova è una città particolarmente solidale, di dedicare tutte le iniziative nell'ambito del Natale a Padova proprio per il sostegno alle nostre Dolomiti bellunesi, facendo confluire le risorse dentro il conto corrente che ha aperto la Regione. Benissimo, grazie. Allora velocissimamente, altrimenti ci tagliano. Onorevole Elena Lazzarini, grazie anche sindaco di grazie Pozzonuovo, a tutti. il dottor Carmine Alla Bianco, prossima. portavoce del Movimento 5 Stelle. Grazie, buonasera a tutti, grazie. Antonio Bressa, assessore al commercio del Comune di Padova. Grazie. Partito Democratico, dottor Carlo Cardona, responsabile regionale Veneto di Casa Pound. Grazie a tutti, buonasera. Roberta Sarasin, assessore al commercio del Comune di Mestrino, Padova, Grazie Lega. a tutti, E il dottor Michele Celeghin, coordinatore provinciale di Venezia, Forza Italia. Grazie a tutti voi ospiti, grazie ai telespettatori. Vi aspetto domani sabato dalle 15 in Piazzale Nevega al centro Le Torri a Belluno per parlare dei problemi del maltempo. E ancora la prossima, sempre venerdì, non mancate insieme alle persone. Grazie.